Tra Nevegallo e Valmorel, la Valtibolla è una valle rimasta fuori dalle rotte principali, ma ricca di storie e natura. Per secoli la si raggiungeva solo a piedi. Oggi torna a vivere grazie ad un progetto che punta a collegarla ai percorsi escursionistici delle prealpi bellunesi. Ma questa zona ha sicuramente necessità di essere valorizzata in qualche modo e insomma dare un po' di vita alle persone che abitano qua, portare un po' di iniziative. Una cosa a cui teniamo tanto, che abbiamo capito che può essere di importanza strategica tra Linete, può essere un collegamento tra il Nevegallo e Valmorel passando proprio attraverso le nostre zone. Il sentiero parte da Tassei, borghetto raccolto in una radura, con case in pietra e la chiesetta di San Gottardo che domina il paesaggio. Un luogo silenzioso, dove ancora si respira l'atmosfera di una volta. E se vi scappa una parola di troppo, attenti, qui le voci rimbalzano da un versante all'altro. Da là, dal crepe mezzodì, allora se si comunicava cosa che si doveva rientrare a casa o cosa che si doveva fare. Se era circa sui 400, quando andavo a scuola a me, allora si era in 7,50, dopo cominciava a calare ogni anno, adesso erano in 80, no, il massimo. Tutti allevavano bestiame e contribuivano alla vita della latteria turnaria, che arrivò a contare ben 70 soci, collegata da una singolare teleferica per il trasporto del latte dalle ronce. E portava parecchio latte dalle ronce e l'arrivava giù alla latteria e dopo uno comincia a chiudere, l'altro chiudere, uno va via questo e quell'altro e è andata a finire anche la latteria. Con una comunità così viva non mancavano le feste paesane, momenti di condivisione tra gli abitanti di tutta la valle. E fa sagra ai 2 di luglio e agli 8 di settembre, quando c'erano qui delle maghe, no? Con le bestie, allora era una grande sagra, entro qui a Visome con i gelati e così, no? E era un po' di movimento e così. Pochi ricordano che il 2 giugno 1968, durante la tappa Cortina-Vittorio-Veneto, il Giro d'Italia attraversò la Valtibolla. Merckx e Gimondi accusarono un distacco significativo dal vicentino Lino Farisato, che vinse la tappa in fuga. Partenza da Cortina, siamo andati in fuga subito in 7-8, tra cui Rudi Alti e Vito Taccone, e dopo Belluno siamo fatti la salita a Valtibolla e la salita per le Ronce, Sterata, e da lì ho cominciato, sono andato via da solo e sono arrivato da solo, ho fatto 80 km di fuga praticamente. Sono arrivato con 4 minuti su Rudi Alti e 6 minuti del gruppo di Merckx, Gimondi, tutti i grossi nomi. Farisato staccherà i compagni sulle rampe del Nevegallo e resterà solo fino all'arrivo per la bellezza di 160 km. È un altro capitolo a sorpresa nell'antologia del Giro d'Italia. C'è anche la memoria di una tragedia. Il 2 marzo 1909 una valanga colpì l'abitato di Ciroc. 12 le vittime, tra cui 5 bambini. Una ferita che la valle non ha mai dimenticato. Quando chi ha fatto i funerali, andati tutti fuori a parlare, mi ho visto le fotografie di questo funerale che ha fatto, era una corona di gente con tutte le bare che andava fuori a parlare così. L'anello escursionistico passa proprio da lì. Si sale lungo vecchie mulattiere, si raggiunge la sorgente sotto al Sas, si attraversano boschi e pascoli fino alla chiesetta di Santa Libera. Il percorso si chiude tornando a Tassei, dopo 9,5 km e 668 metri di dislivello.
La Valtibolla si fa sentire, un piccolo mondo che vuole restare vivo.